Mense e feste a Udine durante il periodo del Rinascimento, 1400-1500. Gli archeologi a Udine hanno scoperto molti reperti, cioè oggetti del passato sepolti nel sottosuolo. Questi reperti ci servono per capire come vivevano gli uomini nel passato. Alcuni reperti, libri e oggetti d'arredamento ci hanno dato informazioni importanti su come vivevano i ricchi nobili friulani del 1500. Posso vedere molti di questi oggetti nel Museo archeologico del Castello di Udine. Sala 1. È un ricettario, il primo libro stampato in Friuli. I libri con le ricette per cucinare i cibi si chiamano ricettari. Nel 1300-1400 troviamo i primi ricettari scritti a mano. Le ricette erano quelle della cucina dei nobili. Le ricette erano divise per tipi di alimenti, ad esempio le carni o le verdure. In Italia nel 1400 si parlava la lingua volgare, un miscuglio fra il latino e l'italiano di oggi. Nel 1400 il primo libro di ricette, Libro de Arte Coquinaria, è stato scritto in lingua volgare da Martino da Como perché lo capissero tutti. I ricchi nobili conoscevano anche il latino, che era la lingua usata nei libri. Bartolomeo Platina pubblica il libro di ricette di Martino aggiungendo consigli per una dieta sana e per l'igiene. Questo libro è scritto in latino e diventa molto famoso in Italia. Il libro di ricette del Platina è il primo libro stampato in Friuli a Cividale nel 1480. Sala 2. Cucine dei poveri, cucine dei nobili. Le case delle persone povere e le case dei nobili erano molto diverse. Le cucine dei poveri erano semplici. C'era una sola stanza per cucinare e per mangiare. Le case dei nobili, invece, avevano tante stanze. Alcune stanze molto grandi venivano usate per fare pranzi e cene importanti. In cucina lavoravano molte persone. Ad esempio, c'era una persona che metteva il cibo nei piatti, c'era una persona che si occupava solo delle carni e altre persone che lavavano e sistemavano la cucina. Tutti dovevano obbedire al cuoco. Nelle cucine dei nobili e dei poveri si potevano trovare tanti oggetti utili per cucinare. Le olle erano pentole molto usate per i cibi liquidi. Il catino coperchio era un piccolo forno, si metteva sopra al cibo con intorno le braci. Le pentole a secchiello avevano un gancio che serviva per appenderle sopra il fuoco. Avevano anche 4 piedini. I vasetti per le spezie erano piccoli contenitori per tenere il pepe o altre spezie. Sala 3. Il rituale del banchetto. Questo quadro si chiama L'ultima cena. Pomponio Amalteo ha dipinto l'ultima cena di Gesù con gli apostoli. Questo quadro si trova nella Galleria d'arte antica del Castello di Udine. La cena dipinta non è proprio come quella che ha fatto Gesù nell'anno 33. Pomponio Amalteo ha dipinto la cena come un banchetto dei nobili del suo tempo, cioè del 1500. Queste feste avevano un rituale, cioè un programma preciso. La cena iniziava con il dare l'acqua.
Prima di mangiare si versava l'acqua sulle mani degli invitati. L'acqua era tenuta in una brocca ed era profumata con fiori. La brocca si chiamava acqua manile o mesciroba. Il bacile serviva a raccogliere l'acqua sotto le mani degli invitati. La persona che portava l'acqua aveva un asciugamano attorno al collo. L'asciugamano serviva per asciugare le mani bagnate delle persone. Nel dipinto ci sono tanti personaggi, ad esempio lo scalco. Lo scalco era il maggiordomo, una persona molto importante. Lo scalco dava gli ordini ai cuochi e al credenziere per preparare il cibo e la tavola. Decideva dove si sedevano le persone a tavola. Ogni giorno controllava la dispensa e faceva comprare ai garzoni quello che mancava, organizzava i pranzi e le cene. Il credenziere si occupava della credenza. La credenza era un mobile che si trovava nella sala da pranzo. Sulla credenza si mettevano in mostra le stoviglie più belle della casa. Le stoviglie erano i piatti, le brocche e le ciotole. Sulla credenza venivano esposte le stoviglie preziose che gli invitati potevano ammirare. Sulla credenza si appoggiavano i cibi da portare in tavola. Durante le cene importanti si metteva un tappeto prezioso sopra il tavolo, poi sopra il tappeto si metteva una tovaglia bianca ricamata con disegni di uccelli, draghi, torri. Le posate erano molto preziose, le lame dei coltelli erano in metallo e i manici erano di osso o avorio. I bicchieri erano in vetro e decorati. Anche le saliere e i contenitori dove si mette il sale erano in vetro colorato e decorati. I tovaglioli erano piegati a formare varie figure. Il bottigliere era il custode della cantina. Aveva le chiavi della cantina ed era responsabile del vino da servire in tavola. I paggi e i garzoni erano i camerieri e portavano i piatti in tavola. Durante la cena c'erano momenti di gioco, ballo, musica e recitazione. I cuochi più bravi usavano le spezie per colorare i piatti. Ad esempio, usavano lo zafferano per colorare di giallo. Il cuoco preparava anche le torte o i pasticci con strane forme, ad esempio come un giardino. I vasi o le statue erano rappresentate da confetti. In Friuli, nelle case dei ricchi nobili, si potevano trovare piatti con decorazioni bianche e blu, brocche per l'acqua e il vino, piatti e contenitori decorati con forme geometriche o fiori, ciotole per le minestre o ciotole con l'acqua per lavarsi le mani, bicchieri e bottiglie in vetro, coltelli in ferro, cucchiai in legno o bronzo, forchette solo nelle famiglie più ricche.
Le famiglie più povere e i monaci usavano piatti, bicchieri, cucchiai e coltelli molto semplici, senza decorazioni. Sala 4. Una nuova città. La città di Udine è nata intorno al castello. Nel Medioevo le case, le strade e le piazze erano protette da una cinta muraria, cioè un muro alto intorno alla città. Nel 1200 la città si era ingrandita. Nel 1500 alcune famiglie diventarono molto ricche e decisero di fare più belli interi quartieri intorno al castello. Il quartiere è un insieme di case, botteghe, negozi, piazze e strade. Abbiamo scoperto queste cose dagli scavi degli archeologi, gli studiosi del passato. Gli archeologi hanno scoperto botteghe di artigiani lungo le rogge, i canali di acque che percorrono la città. In via Brenari c'è una fornace per cuocere le ceramiche e lì gli archeologi hanno trovato molti piatti e ciotole di ceramica. In piazza Primo Maggio gli archeologi hanno trovato corna di mucche che erano gli scarti di una conceria. La conceria è un laboratorio dove si lavorano le pelli degli animali per farne oggetti di abbigliamento. Sala 5. La celebrazione delle famiglie nobiliari udinesi. Durante il Rinascimento, cioè nel 1500, le stoviglie dei nobili vengono usate per mostrare agli altri la ricchezza della famiglia. Si diffonde l'abitudine di appendere i piatti più belli alle pareti. Questi si chiamano piatti da pompa. Tra i piatti più preziosi vi erano quelli prodotti in Spagna, che venivano portati in Friuli, e quelli in maiolica. I piatti in maiolica erano fatti a Venezia e a Faenza. Faenza è un paese che si trova in Emilia-Romagna. Importanti erano anche le produzioni friulane, che spesso rappresentavano immagini o stemmi legati all'unione di due famiglie nobili.